Diversi mezzi militari della Seconda Guerra Mondiale, perfettamente restaurati e funzionanti, sono transitati ieri in un noto albergo cittadino agrigentino, in viaggio verso Mazara del Vallo, da dove proseguirà poi verso Trapani e concludere con la tappa finale domenica a Palermo, dove si esibiranno insieme alla pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare. L'iniziativa ricade ora per il 75° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia. Sentiamo in merito Alberto Campanini, uno dei responsabili del tour. Stiamo realizzando la rievocazione storica del 75° dello sbarco alleato qui in Sicilia. Lo scopo dell'associazione non è chiaramente quello di promuovere la vita militare, anzi è di ricordare quello che è stato il passato perché questo non accada. Siamo un po' noi come un museo all'aperto, un museo che si muove verso le persone. Ogni anno vengono organizzate una serie di manifestazioni di questo tipo, con chiaramente la data, quella più canonica, che è il 25 aprile, dove partecipiamo in tante piazze e città e dove le amministrazioni locali appunto ci chiamano per fare queste rievocazioni storiche. E questa della Sicilia è abbastanza impegnativa perché siamo un pochettino tutti distanti da qua, quindi spostare mezzi, veicoli e persone non è così semplice. Quello che tendiamo di fare è nel rispetto maggiore della storia di quello che è accaduto, quindi abbiamo portato persone condivise, uniformi, veicoli che effettivamente hanno partecipato a questa parte di storia in questa regione, che è stata un pochettino la chiave. La Sicilia, nessuno lo ricorda, ma è stata la chiave della liberazione dell'Europa. Cioè gli americani, gli alleati sono arrivati dalla Sicilia per liberare l'Europa fondamentalmente. Poi dopo c'è stata la Normandia, c'è stato tutto il resto, ma il tutto è venuto qua. Senta, questi mezzi, ecco, qui stiamo vedendo un mezzo particolare, se ci descrive brevemente. Questo è un veicolo radio comunicazioni, veniva utilizzato dagli inglesi, o meglio dai canadesi, perché facevano parte sempre del Commonwealth, ed è porta con sé un'apparecchiatura ricetrasmittente di una certa potenza. Ecco, con questo apparecchio, una buona antenna riusciva a coprire tranquillamente tutto il territorio siciliano, quindi riusciva a comunicare con le truppe che erano da altresì dislocate sempre nella Sicilia. Ecco, oggi siete ad Agrigento questa sera? Sì, questa sera siamo ad Agrigento. Tappa? La nostra tappa domani mattina sarà quella di Marzara del Vallo. Andremo attraverso appunto Porta Empedocle, poi facendo la statale proseguiamo verso Marzara del Vallo, dove pensiamo di arrivare verso le 17. Il giorno successivo, il sabato, invece la manifestazione prenderà luogo da Marzara del Vallo e andrà a Castellammare del Golfo, dove arriveremo anche verso le 18 circa a Castellammare del Golfo. Se le condizioni meteo e le autorizzazioni sono arrivate, dovremo mettere anche il mezzo anfibio in acqua e quindi simulare anche un pochettino lo sbarco alleato. Poi il giorno successivo, la domenica mattina, partiremo da Castellammare del Golfo per arrivare a Palermo. A Palermo, e poi il pomeriggio sarà anche la concomitanza delle frecce tricolori, quindi insomma un'occasione unica da non perdere.